Ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, cari compagni, se volete capire Donald Trump, dovete tenere presente un luogo simbolo, un luogo chiave della sua narrativa e anche della sua azione politica, qualunque parere se ne abbia, e cioè la fabbrica, che è un luogo che dovrebbe esservi caro, visto che domani celebrerete il solito rito retorico sindacalese del concertone, appunto attorno al tema, che è un tema vero, è il tema, è ciò che connota l'umano e il benessere delle società, cioè il lavoro. Voi lo rappresenterete, son pronto a scommettere, col solito rito un po' ideologico, ma insomma almeno nominalmente ne fate ancora un tema dirimente per voi, no? E allora perché non vedete che quello è il luogo simbolo? La fabbrica e il lavoratore sono il luogo e il tipo umano con cui interpretare l'azione di Trump, non gli indici di Wall Street. Sì, perché in queste ore stiamo assistendo a un bizzarrissimo fenomeno che abbiamo già riscontrato nelle settimane scorse, quello diciamo internazionale, dei compagni per Wall Street, per cui le sinistre mondiali, i progressisti, diciamo, da ambo le sponde dell'Atlantico, sono appesi agli indicatori di Wall Street, cioè hanno fatto ormai dell'andamento dei titoli di Wall Street una sorta di idoli, di feticci per dimostrare il fallimento presunto, ovvero che sia, delle politiche economiche di Trump. Ora, oggi sicuramente c'è un calo di Wall Street e c'è un indice negativo del PIL americano del primo trimestre, che Trump con delle ragioni addebita in gran parte a Joe Biden, visto che ha iniziato a maneggiare le leve del governo il 20 gennaio. Quantomeno si può dire che c'è una corresponsabilità, se proprio si vuole essere onesti intellettualmente. Ma insomma, invece sui giornaloni, vedrete anche domani, i compagni per Wall Street, che quando Wall Street va su la mettono a pagina 27 in breve, quando invece va giù la usano per stroncare la politica economica di Trump. Se volete capire la politica economica di Trump, abbandonate Wall Street e guardate dove ha tenuto il discorso per i primi 100 giorni, nella contea di Macomb, nel cuore del Michigan industriale. Uno degli stati decisivi per la sua vittoria alle presidenziali, e dove è rappresentata al massimo, dove è rappresentato al massimo il baricentro proprio della sua azione di politica economica e anche della sua filosofia, piaccia o meno, che si sintetizza nell'imperativo di reindustrializzare l'America. Quello è ciò che ha in mente Trump, quel pubblico di lavoratori, piccoli imprenditori, artigiani è il pubblico a cui parla, è il pubblico su cui si misurerà o meno il successo della sua agenda. E ascoltate alcune frasi chiave che ha detto in quella sede. Dopo decenni in cui i politici hanno distrutto Detroit per costruire Pechino, finalmente avete un paladino dei lavoratori alla Casa Bianca. Io metto il Michigan al primo posto e l'America al primo posto. Ora, i lavoratori, come dire, dovrebbero essere ancora una categoria che interessa vagamente a lor signori. Attenzione, Trump dice: per decenni la classe dirigente americana ha lavorato per costruire Pechino, cioè ha lavorato per costruire, edificare e sostenere una globalizzazione asimmetrica, sbilanciata, che non ha globalizzato le libertà individuali, che quindi ha fatto gli interessi di chi poteva praticare la concorrenza sleale, in primis il dragone cinese. Questa politica ha costruito Pechino, ha distrutto Detroit, ha distrutto il lavoro americano, le fabbriche americane, il saper fare americano, l'industria americana. E da qui la sua, diciamo, contronarrazione e le sue politiche, che poi sono più evolute, diciamo, della caricatura che viene fatta, perché si articolano sicuramente sul versante tariffario dei dazi, che nella visione di Trump sono strumentali, non sono un fine in sé, e sul versante anche dei massicci tagli fiscali, della deregolamentazione a favore delle aziende.
Trump tra l'altro ha in testa, grazie ai dazi, di diminuire o azzerare addirittura la tassazione sui redditi fino a $200.000, cosa che in Europa viene capita molto poco perché non ci appartiene culturalmente, ma in quel pubblico fa breccia, e presso quel pubblico ha un senso. Dopodiché ha anche confermato che nei prossimi 18 mesi apriranno nuove fabbriche nel Michigan. Nuove fabbriche grazie a molte industrie che stanno rilocalizzando in America. E addirittura ha detto: per anni vi hanno detto che era finita, che dovevate rassegnarvi a disoccupazione e degrado, noi diciamo di no. La Rust Belt tornerà a essere il cuore dell'America produttiva. E quindi qui ha annunciato la costruzione o riapertura di oltre 50 impianti produttivi nel Midwest nei prossimi 18 mesi. Questo è l'ossatura del trumpismo, questa è la ragione sociale, la ragione per cui il trumpismo esiste, piaccia o no. L'idea che è stato folle pensare l'America e l'Occidente solo come luogo di mero consumo, è che ora di riportare lavoro, fabbriche, impianti produttivi in America e in Occidente. E insomma, chi domani farà retorica sul tema del lavoro e dei lavoratori, un pensierino ce lo dovrà pur fare, e distogliere un attimo lo sguardo dagli indici di Wall Street per guardare la grande partita dell'economia reale. Grazie a tutti, a presto.